Ciao ed eccomi qui per la mia recensione su questa palette di Pat McGrath. Sarebbe la Mothership 6 Midnight Sun e adesso la apriamo insieme. Come al solito ha il suo qui filino da aprire. All'interno è fatta così, si toglie così e questa è la palette vera e propria. Vi devo dire che sono pesanti queste palette rispetto ad altre. E qui davanti c'è il logo così di Pat McGrath, fa tutto rispecchio perché c'è specchio, vedete le mie ditate. Il retro invece è così, sempre effetto specchio. E l'interno invece è così. Questa è la massima apertura di questa palette e queste sono le colorazioni con lo specchio. Allora, questa palette io l'ho presa dal sito di Sephora e queste sono le colorazioni. Allora, ci sono colori opachi, questo e questo, 3 colori shimmer e le 4 tonalità particolari che sono più brillantinose delle shimmer. E questa qui è la Midnight Sun. Ve la metto più da vicino che forse riuscite a catturare qualche particolarità di questi ombretti. Vedete questi qui più luminosi e queste qui sono tutte le cialdine di questa palette. Vi devo dire che nell'utilizzandola mi sta anche piacendo. Allora, io adesso, cosa vi dico? Vi ho fatto... Aspettate che li conto. Allora, qui ho il mio foglietto che per utilizzare tutte le colorazioni, insomma, mi sono fatte le mie indicazioni su come presentarvi questo video e ho fatto 4 make up con questa palette. E vi devo dire intanto che come arcata sopraccigliare e piega, gli unici colori che vanno bene sono questo e questo, perché questo è troppo scuro e questo è ancora più scuro, per cui in ogni caso sui 4 make up che vedrete come base che ho sempre utilizzato sono questo e questo, li vedrete sempre utilizzati. Poi cambia qui il discorso sulla palpebra mobile. Allora io adesso vi lascio alle clip di questi 4 make up e poi alla fine vi faccio la recensione finale di questa palette. Ed eccoci qui per la nostra prima clip di questo make up, per cui faccio un occhio di un colore, un occhio di un altro colore. L'unica cosa che ve la mostro ora e poi non ve la mostro più nelle prossime clip è l'arcata sopraccigliare e la piega, perché ci sono solo 2 colori che su di me vanno bene. Praticamente questo sull'arcata sopraccigliare e questo come piega. Ho provato a mettere anche questa sulla piega, ma vi devo dire assolutamente no, è troppo scuro. Questi sono colori luminosi, per cui no, troppo luminosi che non c'entrano niente con l'arcata sopraccigliare. Allora iniziamo con il colore questo qui. Aspettate che perdo dov'è il pennello, dov'è la cialda. Prelevo il colore, sbatto l'eccesso, questo è il colore, e inizio a metterlo qui sull'arcata sopraccigliare. Non è un opaco, è uno shimmer, però è l'unico colore chiaro che dai, ci può anche stare messo qui sopra. Come vedete, che mi sembra che riflette parecchio la luce questo colore. Se ne mettete meno, riflette meno la luce, ma io ci sono andata giù anche abbondantina, per cui vedete che specialmente da questo lato vedo che si nota che l'ho messo. Allora adesso metto il marroncino, questo qui, sulla piega, prelevo il colore,
sbatto l'eccesso e inizio con la piega, stando anche leggera con il pennello, così mi sembra di sfumarlo meglio. Però vedete che anche qui, dove si incontrano i due colori, mi sembra che venga una bella sfumatura. Ecco qui la piega e l'arcata fatta. Adesso volevo mettere questi due colori luminosi, uno su un occhio e uno su un altro occhio. Prima li provo con il pennello, ma sapete già che poi vado a finirla a metterli con il dito perché hanno più luce e mi piace l'effetto. Allora, da una parte ci metto l'arancione. Come vedete sul pennello si prende praticamente niente. Provo ad appoggiarlo, ma vedete che la faccenda diventerebbe lunga con il pennello e anche non si arriva ad avere più o meno la stessa luminosità che si ha con il dito. Questo è il colore preso con il dito, vedete che si fa molto più velocemente. Appoggio il colore e lo presso un po', perché ho notato che strascinandolo, mettendolo e strascinare, mi cadono dei brillantini. Allora ho scoperto che picchiettando, pressandolo, mi cadono meno. Qualcosa cade, perché adesso non so in questo caso, però in questi giorni che l'ho provata, devo dire che qualcosa mi è caduto di brillantini. Comunque adesso ci provo e vediamo se evito di avere i brillantini sulla guancia. L'unica parte che faccio in qualche modo con il pennello è l'interno qui dell'occhio. Ho preso il colore e cerco di dare quel po' di colore anche sul davanti, qui all'interno dell'occhio. E questo è un occhio. Allora, adesso faccio il giallo sull'altro occhio. Lo prendo sempre con il pennello. Questo è il colore giallo, ma già immagino che sia lo stesso discorso. Sì, c'è un po' di colore leggero, però il dito è molto più veloce. Questo è il colore sul dito, l'appoggio. Devo sempre pensare di non trascinare, perché mi viene spontaneo trascinare un po' il colore. L'interno lo faccio con il pennello e adesso penso all'esterno di entrambi gli occhi. Questa volta, per fare l'esterno come prima colore, come prima clip di questa parte, volevo utilizzare un unico colore, cioè questo marroncino rossiccio che è qui, per cui per entrambi gli occhi all'esterno metto questo. È un opaco, lo prelevo tranquillamente con il pennello. Questa è la colorazione, casomai sbatto un po'. E adesso con molta, vedete che c'è subito colore. Con molta calma cerco di fare questo lato dell'occhio. Mi pulisco un attimo il pennello dal marroncino, prendo una puntina del giallo, proprio quello che riesco a raccogliere, e qui mi do una mano qui al centro per sfumare i due colori. Diciamo che per quest'occhio può anche andare, penso forse di scurire un attimino di più qui l'angolino, ma più o meno questa è la colorazione che si raggiunge. Adesso con l'arancione proviamo lo stesso colore,
perché ero partita di voler fare lo stesso colore, però l'arancione, l'idea di mettere questo di qua mi dà l'impressione che siano molto simili. Ci provo, se sono simili passo all'altro colore più scuro. Allora proviamoci e vediamo se si nota la differenza. Sì, qualcosa si nota, non è proprio uguale come immaginavo. Beh, si nota, però è molto simile di qua, è molto simile al colore arancione che ci ho messo. Vedo che in telecamera sì, si nota, c'è quella leggera nota di diversità, però non qualcosa di molto vistoso. Ci provo di qua a mettere anche questo colore più scuro, che è il colore più scuro di tutta la palette, che sarebbe questo qui. Ci provo a prenderne giusto un pelino e provo a vedere che effetto fa, giusto per metterlo qui alla fine. Se dà un altro risultato oppure... Sì, dai, forse così si scurisce di più l'angolo esterno, visto che il colore qui lo permette, posso andare anche di più scuro. Come nell'altro caso prendo un po' dell'arancione qui brillantini e qui cerco di aiutarmi per fare un po' meglio la sfumatura. Ok, questo è il risultato senza mascara. Metto il mascara e torno. Ed eccomi qui con il mascara messo e questo è l'effetto di questi primi due make up che vi propongo con questa palette. Mi allontano un po' così vi faccio vedere anche un eventuale rossetto che in questo caso mi sono messa. Allora, come mascara ho utilizzato il Major Briasure di Nabla. Come rossetto ho utilizzato il Modern Woman di Pat McGrath e questa sarebbe la colorazione del rossetto. Questi due li potete trovare entrambi su Sephora. Questo Nabla ha anche un proprio sito e questo qui sarebbe il risultato di questa prima proposta. Un occhio di un tipo, un occhio di un altro, comunque è giusto per agevolare il discorso di farvi vedere tutti gli all'opera, tutti gli ombretti. Comunque questa è una proposta. Ci vediamo nella prossima clip per altre proposte. Ed eccomi qui con un'altra clip per altri due trucchi di un occhio di un tipo, un occhio di un altro tipo. Ho già messo l'arcata sopraccigliare e la piega con gli unici due colori che per me vanno bene, arcata sopraccigliare e piega. Adesso volevo fare un trucco utilizzando su un occhio questo e sull'altro occhio questo. Iniziamo con il colore questo qui che ha un tono di verde, sono entrambi colori shimmer, ha un tono di verde con dei brillantini dorati. Questa è la colorazione sul pennello, anche questa qui scrive. C'è la necessità, come sempre, di fare più di una passata per arrivare ad avere l'intensità desiderata, ma noi ci andiamo velocemente con il dito. Questa è la colorazione. La parte interna dell'occhio la faccio sempre dello stesso colore, mettendolo con il pennello. Ed ecco questa prima parte fatta. Nell'altro occhio mettiamo questo marroncino,
lo prendo sempre con il pennello, qui si nota di più la colorazione. Questa è la colorazione presa con il pennello. Passiamoci con il dito, questa qui. Parte interna con il pennello. Allora, adesso in quest'occhio che ho utilizzato il colore più scuro, sicuramente nella parte esterna ci metto questo qui che è il colore più scuro di tutta la palette, questo qui. Qui l'ho preso con il pennello, scrivenza ne abbiamo. Stratifichiamo un attimino giusto per uniformare anche il colore. E quest'occhio scuro, mi sono data il pennello sul naso, quest'occhio scuro lo lascio così, mentre nell'altra parte con la colorazione più chiara voglio provare a mettere questo qui. Questa è la colorazione. Anche qui ho stratificato fino a raggiungere la colorazione che mi piaceva di più, anche perché ho dovuto passare sopra il primo colore in questo punto e ho dovuto un attimo mettere di più colore per nascondere questo colore brillantinoso, ma comunque in ogni caso riprendo il colore shimmer per il fatto che non mi piace qui non vedo sfumatura tra i due colori, ma vedo una riga netta, per cui ho ripreso lo shimmer e qui tento di spostare un po' di qua, un po' di là, giusto come vedete ho già tolto quella riga che non mi piaceva. Questi due sono i due occhi in questo momento. Allora, questo mi piace già così com'è. Questo lo vedo scuro. Una cosa che ho già fatto è metterci sopra questi brillantini, questi colori luminosi. L'esperimento che ho fatto è stato con il giallo. Allora, intanto lo proviamo a prendere con il pennello e vediamo metterlo sopra giusto per schiarire un po' la situazione. Io prendo qui con il pennello, ho preso il colore e come vedete si scrive ma non è che, cioè si deve fare più di una passata giusto per schiarire la situazione qui al centro. Come vedete già così sono riuscita un attimino a schiarire il colore mettendo il colore giallo questo qui con i brillantini. Di certo è che se lo faccio con le dita è tutto più veloce, però vedete ho già schiarito questo colore che personalmente mi piace di più vedermi così chiara che com'era prima. Questo è un altro modo per utilizzare questi quattro colori sui brillantini, perché con questo verdino con colori con brillantini oro sì ci sta bene il giallo, ma forse anche questo qui bianco, ma forse è troppo bianco. Io intanto ci ho messo questi brillantini gialli. Devo ancora utilizzare il bianco nella prossima clip. Devo pensare di utilizzare questi due che sono gli ultimi due colori che mi mancano da utilizzare. Allora, questo qui è il risultato di questi due make up. Questo occhio l'ho fatto sì con il verde, però come avete visto per un mio piacermi di più questa tonalità, di non vedermi proprio scura scura, ci ho fatto quella chicca con col colore luminoso giallo. Metto il mascara e torno. Eccomi qui con il mascara messo e anche queste due proposte di make up. Mi allontano
dall'inquadratura. Allora, come mascara ho messo il Better Than Sex di Too Faced, come rossetto ho messo il Modern Woman di Pat McGrath e questa è la colorazione. Allora, anche questo qui, c'ho sempre problemi a mettermi davanti la mano, volevo farvi vedere una parte di make up con questa colorazione e una parte di make up con quest'altra colorazione. Vi devo dire che con l'aggiunta qui del punto luce col giallo il colore mi piace, altrimenti prima mi vedevo un po' cupo, però lì sono anche gusti personali. Comunque queste due sono altre due proposte realizzate con questa make up. Ci vediamo nella prossima clip con l'ultimo trucco, anche perché mi mancano due cialdine e poi ho utilizzato tutti gli ombretti. Ed eccoci qui per utilizzare le ultime due cialde, cioè il viola e il bianco, e poi le abbiamo utilizzate tutte. Ho già fatto qui il sopracciglio, l'illuminante qui e la piega, mettendo questo e questo, che sono quelli che ho sempre messo in queste clip. Allora, adesso inizio con il mettere il colore viola qui nella palpebra mobile. Provo a prenderlo con il pennello perché è uno di quei colori particolari che sono più luminosi, per cui non so neanche se scriva. Infatti scrive, ma sì dai, scrive, ma vi dico che sto pucciando parecchio qui nella cialda. E come al solito io finisco con l'utilizzare le dita, che è molto più veloce. Questa è la colorazione. Forse sono sparite perché ho guardato adesso nella videocamera e ho visto le immagini un po' sfocate. Comunque questa è la colorazione e l'ho messa con il dito. Nella parte interna cerco di utilizzare il pennello. Ok, faccio anche l'altro occhio con la prima parte. Ecco fatti entrambi gli occhi. Nella parte esterna vado con il colore più scuro opaco e lo stratifico fino al raggiungimento del punto scuro che più mi piace. Ecco fatto il punto scuro qui esternamente. Adesso mi manca l'ultimo colore, questo qui, che sarebbe il bianco, sempre quello luminoso. Ho pensato di provare a fare un punto luce al centro utilizzando il pennello. Vediamo con il pennello. Sì, un po' si nota che ho preso del colore sul pennello. Ma credo che con il pennello diventi anche lunga riuscire a fare questo punto luce. Ci provo con il dito sperando di non prendere troppo colore. Comunque questo è il colore, vedete, è bianco, e lo provo a picchiettare qui al centro. E come vedete così si riesce a fare questo punto luce. Vedete la differenza tra il punto luce che sono riuscita a creare qui al centro che l'occhio in cui lo devo ancora fare. Ecco fatto i due punti luce, mi sembra di qua, di averne messo un po' di più. Adesso mi riguardo meglio da vicino qui sul specchio. Comunque nella prossima clip torno con il mascara e il rossetto messo. Ed ecco qui l'ultimo make up fatto. Beh, come sapete qui già inizia, no, di qua già mi accorgo che sta un po' stappandosi il colore scuro qui, ma come vedete tenendo gli occhi normali così di conseguenza
si appiccica un po' la situazione. Comunque questa è l'ultima proposta che vi faccio. Mi allontano un attimino, no, così mi sono avvicinata, mi allontano così. Vi faccio vedere che ho messo, restando in tema di Pat McGrath, il mascara proprio di Pat McGrath, che questo è il suo scolino, e come rossetto sempre un rossetto di Pat McGrath, di questi qui, che sono quelli opachi, e la colorazione è Venus in Force, e questa qui sarebbe la colorazione. Ok, questa è l'ultima mia proposta e adesso vi lascio alle mie conclusioni su questa palette. Ed eccomi qui per la recensione finale. Che dirvi in conclusione? Questa palette mi piace. Vi dico che il primo make up che mi sono fatta con questa palette non mi aveva molto convinta, era la prima volta che la utilizzavo, per cui ero un po' titubante e non convinta. Poi nell'iniziare ad utilizzarla e fare altri make up ci ho preso confidenza e, come avete visto anche nelle clip, i trucchi che ne escono anche mi piacciono. La scrivenza c'è, mi trovo bene con tutte le cialdine. Avete visto la particolarità di questi colori che sono più svamp degli shimmer, e anche come avete visto questo qui, l'ultimo qui che ho fatto mettendoci, ho utilizzato proprio questi due e il colore, il risultato mi piace. Allora, io adesso vi faccio passare anche una foto degli swatch. Credo che per riprenderli più da vicino vi faccia due foto, una foto di questa riga e una foto di quest'altra riga, così li vedete più da vicino anche in foto. Ok, io non credo di avere altro da aggiungere. Avete visto come si utilizzano questi colori, avete visto che li utilizzo principalmente con le dita, perché secondo me hanno una migliore resa ed è anche più veloce fare il make up. Come palette qui è tutto un discorso anche personale, perché devono anche piacere le colorazioni, perché di queste palette ce ne sono 6, cioè comunque guardate sul sito di Sephora e le trovate queste palette grandi, perché ci sono anche quelle piccole da 3 e 3,6 colori, però manca questa parte luminosa. Oppure non so se siano tornate disponibili, so che prima di Natale erano disponibili anche queste 4 cialde vendute separatamente su una palette a parte, però non so se siano tornate disponibili sul sito, perché vi dico che appena è arrivato questo marchio Pat McGrath sul sito di Sephora, queste 4, le palette con queste 4 cialdine sono tutte sparite in velocità. Comunque io ho preferito prendere questa intera per il discorso che a me piace prendere una palette e creare qualcosa di completo con questa palette. Non mi piace tirare fuori più di una palette per fare un make up, preferisco avere una palette e utilizzare quella in quel momento. E per cui di solito guardo sempre di prendere palette che abbiano qualcosa di completo, che riesca a fare tranquillamente un make up. Con questa ci riesco, vi ho già detto che mi piace e io non credo di dover aggiungere altro. Avete visto perfettamente l'uso di questa palette, per cui per questa recensione vi saluto qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao!